Un colpo contro una delle formazioni più quotate della Serie A come Tortona per uscire da una crisi che relega Pistoia nelle zone difficili della classifica. Buonasera dal Pala Carrara per la 12ª in Serie A Unipol Estra Pistoia, Bertram Dertona. Severini si appoggia a Chiusi che parte in 1 contro 1. Fuori il pallone per Strautins per il secondo tiro da 3 della Bertram, 2 su 2 da oltre l'arco. Poi Kemp torna a raccogliere la palla proprio il playmaker di Pistoia che poi ha spazio per alzarsi da 3. A bersaglio anche Michael Forrest. Vital, c'è Forrest giudicando su di lui, esce Severini, arresto e tiro immediato per il 2 su 2 da dietro l'arco. Christian che chiama lo schema difesa a zona adesso per la Bertram con Forrest che prova a punirla subito e lo fa con il tiro da 3. Step back con un altro canestro da 3 per l'uomo del match fino a questo momento, ovvero Christian Vital. Prova a rispondere Rowan, aiutato anche dal ferro, ma una buonissima esecuzione. E allora Pistoia può andare ancora per provare ad accorciare. Pascal che parte immediatamente dopo aver ricevuto, arriva fino in fondo, appoggia il tabellone. Entrato con un'energia tremenda Eric Pascal. Quindi Wims, poi Baldasso da lontanissimo, ma veramente da lontanissimo. Poi Forrest tira in allontanamento e trova il canestro del +3. Forrest si riprova da oltre l'arco, ancora on fire Michael Forrest. Si alza, tira in sospensione, sbaglia però Kamagate, prende il rimbalzo, poi viene chiuso da Silins, trova spazio, sbaglia la prima schiacciata. Tap in, come sempre va a bloccare, poi va a tagliare, Chiusi finta, poi l'assist splendido per Ismael Kamagate. We got to make sure defensively we're good. We were good the last couple minutes of the half and that's why we got a little lead. Sale, riceve Vital, immediatamente si arresta e tira ancora e segna ancora Christian Vital. Sono 16. Prova ad andare fino in fondo, schiacciata a terra per Kamagate, schiacciatona per Ismael Kamagate, trovato da Vital che aggiunge anche l'assist alla sua serata. Non trova compagni sbarcati, allora manda via tutti, prova ad attaccare Strautins, poi alza il pallone per Silins, la finta, appoggia il tabellone, sbaglia! Arriva Pascal invece, che nessuno riesce a tagliare fuori, la schiacciata Baldasso, prova a prendere posizione Wims però spalle a canestro, fuori ancora per Baldasso che è solo e non sbaglia, ed è molto bravo Wims anche a leggere bene. In una ipotetica palla 2 chi sarebbe andato a saltare, tira in allontanamento, Forrest torna a segnare dopo un po' di assenza. 5 su 6 complessivo, -2 Pistoia. Chiusi va fino in fondo, hesitation e poi sotto mano, davvero un gran bel giocatore Tommy Chiusi. Cristo prova ad andare fino in fondo, si fa largo, spazza via anche Vital, va a tirare in sottomano, semmai Christian al limite. La finta di Chiusi nell'angolo per Christian Vital che mette palla a terra, un rigore in sostanza, senza portiere per il numero 1 in maglia Bertram. Rowan si alza per il tiro da 3. Vuole il blocco di Kamagate, Tommy Chiusi cambia mano, si appoggia a Vital che va fino in fondo, poi il pallone per il francese che trova un altro bell'angolo in reversa, altri 2 punti, adesso ferma tutto Markowski perché va a +11 Tortona. Strautins arriva e riceve Vital, parte di mano destra, nuovamente per Strautins che ha spazio per il tiro da 3 e assist per Christian Vital. Supera la metà campo Kemp, si ferma, Forrest giustamente si alza per il tiro da 3 a bersaglio per il -4. Allora si può gestire fino alla fine, finisce così 93-89, fischia il pubblico della Pala Carrara.
No, è stato molto importante iniziare questo partito subito in primo secondo e siamo molto bene su questo, in difesa e attacco, e sappiamo che giocare qua non è facile, ma tutti dato 100%, tutta energia per vincere questa partita che per la nostra squadra è molto importante.